Iniziate da questa mattina le operazioni di svuotamento del centro di accoglienza migranti della Croce Rossa di Jesolo dopo gli scontri e le proteste dei giorni scorsi. Scontro mortale oggi al Lido di Jesolo tra un'auto e uno scooter, muore dopo essere sbalzato a terra dalla Vespa Roberto Borella, storico titolare dell'Hotel Trento, sempre a Jesolo. Incidente sul passante oggi pomeriggio, poco dopo le 14, coinvolto un camper, feriti 2 bambini e la loro mamma, tutti di nazionalità tedesca, e ora in ospedale a Mestre. La telemedicina per la riabilitazione dei malati Covid, oggi la presentazione del progetto a Villa Salus a Mestre per il monitoraggio attivo dei cittadini in continuità con le strutture ospedaliere. Domani nuova prova completa di sollevamento del Mose, dalle 6:30 del mattino e fino alle 14:30, interdetta la navigazione tra Venezia e Chioggia come deciso dalle rispettive capitanerie. Da ottobre arriva la app contro le alluvioni con cui si potrà monitorare in tempo reale il livello dei fiumi, cittadini come sentinelle per inviare foto e video delle criticità. Conto alla rovescia per il campionato italiano di ciclismo che dal 21 al 23 agosto sarà ospitato dal Veneto e in particolare Bassano, Marostica e Cittadella. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Dopo le polemiche e i disordini dei giorni scorsi, in queste ore è iniziato lo svuotamento della struttura della Croce Rossa a Jesolo, dove, lo sapete, sono stati trovati ancora qualche settimana fa ben 43 ospiti positivi al Covid. Per il presidente del Veneto Zaia questi centri sono anacronistici. Sono iniziate nelle scorse ore le operazioni di svuotamento della Croce Rossa a Jesolo. I richiedenti asilo presenti nella struttura sono stati spostati a bordo di pulmini e ora verranno ricollocati in altri centri d'accoglienza. Resta ancora da capire se sempre in provincia di Venezia o se verranno distribuiti nella regione. Qui a Jesolo invece rimarranno una dozzina di migranti risultati positivi al Covid in attesa del tampone negativo. Ad un'altra decina di richiedenti asilo invece verrà revocata la misura dell'assistenza per il loro comportamento non rispettoso delle regole. Nei giorni scorsi la struttura di Via Levantina era diventato lo scenario di scontri e proteste dei richiedenti asilo, una situazione che aveva portato il sindaco Zoggia a chiedere il commissariamento della struttura che i sopralluoghi di ULSS e prefettura avrebbero ritenuto non idonea a garantire la sicurezza sanitaria. Una sessantina i migranti ai quali bisognerà trovare ora una nuova collocazione. I riflettori dunque continuano a rimanere puntati su queste realtà pronte ad esplodere da un momento all'altro. Queste strutture ormai sono anacronistiche, fuori dalla storia, e lo sono ancora di più da un punto di vista sanitario, perché per antonomasia un'aggregazione del genere non è in linea con le norme anti-Covid. La cronaca a Jesolo con lo scontro mortale che è avvenuto oggi tra un'auto e uno scooter, a perdere la vita dopo essere stato sbalzato a terra Roberto Borella, storico titolare dell'Hotel Trento del posto. Lo scontro mortale al Lido di Jesolo verso l'ora di pranzo, dove ha perso la vita un noto albergatore del posto, Roberto Borella, di 56 anni. Erano circa le 13 quando l'imprenditore in sella al suo scooter procedeva lungo via Equilio. Improvvisamente lo scontro con la BMW condotto da un 23enne trevigiano, ora indagato per omicidio stradale. Terribile l'impatto, seguito in contemporanea da un boato enorme, diranno alcuni dei testimoni presenti. Ancora da capire il perché, quel perché per dare spiegazione a una vita spezzata lungo l'asfalto. Inutile infatti ogni tipo di soccorso. L'albergatore è morto praticamente sul colpo. Storico titolare dell'Hotel Trento, è stato sbalzato violentemente a terra. La strada del sinistro è chiusa per ore per consentire agli agenti della locale di effettuare i rilevi del caso. Ora sarà da accertare se il ragazzo alla guida dell'auto fosse sotto l'effetto di alcol o droga. E c'è stato oggi anche un incidente sul passante di Mestre, avvenuto nel pomeriggio poco dopo le 14, coinvolto un camper nei pressi dello svincolo con la A27 in comune di Mogliano Veneto. Feriti 2 bambini. Sul mezzo sbandato autonomamente, forse a causa dello scoppio di uno pneumatico e finito contro il guardrail, viaggiava una famiglia proveniente dalla Germania. 3 i feriti, la madre e i 2 bambini, tutti in modo apparentemente non grave, trasportati dal personale del SUM in ospedale a Mestre, naturalmente per i doverosi accertamenti.
Sorpresi a rubare treni di gomme e relativi cerchi dalle auto parcheggiate nel piazzale della concessionaria in via De Filippo a Spinea. I due ladri, un 32enne ucraino e un 35enne moldavo, sono stati fermati e arrestati questa notte dai carabinieri di Spinea. Rapina e tentata estorsione invece a Jesolo. I carabinieri hanno arrestato due giovani di Resana nel Trevigiano. Due pregiudicati di 22 e 19 anni, entrambi residenti a Resana, sono stati arrestati a Jesolo con l'accusa di rapina e tentata estorsione in soccorso. Alle 3:30 di notte avevano bloccato un 17enne nei pressi di Piazza Brescia, strappandogli dal collo una collana in oro bianco con ciondoli, per la cui restituzione chiedevano 200 euro. Al rifiuto del giovane il duo si è allontanato per via Bafile, seguito però a distanza dal rapinato e da alcuni suoi coetanei, seguendo le indicazioni della centrale operativa dei carabinieri di San Donà di Piave, ai quali i ragazzi si erano rivolti per chiedere aiuto sino all'arrivo della pattuglia dalla stazione di Eraclea. La collana è stata poi ritrovata tra il fogliame accatastato a bordo strada. Uno dei due arrestati è stato peraltro trovato in possesso di una modica quantità di marijuana e segnalato alla prefettura. Entrambi i giovani sono stati rinchiusi al carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia. Era riuscita a rubare un portafoglio con 250 euro e varie carte di credito dallo zainetto di una turista italiana intenta a scattare fotografie col fidanzato in zona Rialto. Una 43enne bulgara senza fissa dimora non aveva però fatto i conti con i cittadini, evidentemente non distratti e che sempre presenti nelle zone nevralgiche della città. L'hanno fermata con l'aiuto di una pattuglia dell'esercito impegnata nell'operazione Strade Sicure e quindi la donna è stata consegnata ai carabinieri. Cambiamo pagina, l'annuncio del primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin. Intanto arriva il parere favorevole della Commissione di salvaguardia al progetto delle barriere trasparenti per proteggere la Basilica di San Marco dall'alta marea, basilica che sarà dunque riaperta. Ora per poter avviare i lavori manca solo il benestare della soprintendenza. Entro fine agosto la Basilica di San Marco potrà essere aperta nella sua interezza anche ai turisti. L'annuncio del primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin, segna un preciso punto di svolta. Abbiamo soddisfazione di aver aperto il campanile fin dal 4 di giugno e il museo dal 6 di giugno. La gente risponde positivamente, anche se ancora in maniera del tutto insoddisfacente in riferimento a quanto accadeva nel passato. Stiamo lavorando con molta determinazione per aprire il più presto possibile la parte totale della Basilica. Con l'apertura completa della Basilica tornerà ad essere ammirata anche la meravigliosa Pala d'Oro. È importante far trovare ai visitatori di Venezia il tutto fruibile e godibile come avveniva nel passato. Ci rendiamo conto di quanto questo sia difficile, sappiamo che noi quanto non guadagniamo, ma anzi rimettiamo delle risorse, ma questa è la stagione degli investimenti. E a proposito di investimenti, già si pensa al rischio dell'acqua alta in autunno. Proprio in questi giorni è arrivato il via libera della Commissione di salvaguardia al progetto delle barriere trasparenti a protezione della cattedrale. Per avviare i lavori ora manca l'approvazione della soprintendenza. Si tratta di un progetto curato dall'ingegnere Daniele Rinaldo, affiancato dal proto della Basilica, architetto Mario Piana, e dall'architetto Stefano Boeri. Noi ringraziamo i nostri collaboratori, i nostri operai, i nostri custodi che tengono la Basilica in fruizione con tanta fatica e con tanta capacità professionale. Ma contiamo che anche nelle prossime immediate settimane la Basilica sia visitabile e godibile nell'interezza della sua bellezza. Ora una notizia da poco giunta in redazione, da poco battuta dalle agenzie, perché la ministra delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, ha nominato Pino Musolino commissario straordinario dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale per assicurare la regolare prosecuzione dell'attività dell'ente. Il decreto di nomina dispone contestualmente lo scioglimento del comitato di gestione della stessa autorità per la mancata approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio
esercizio finanziario 2019 entro il termine previsto. Nelle prossime settimane verrà inoltre avviata la procedura di evidenza pubblica per nominare i presidenti delle autorità portuali in scadenza. Questa dunque la novità rispetto al porto di Venezia. Parliamo ora di salute, di sanità. TAC a 128 strati, un macchinario di ultima generazione presentato oggi a Villa Salus alla presenza dell'assessore regionale alla sanità e al sociale Emanuela Lanzarino. Occasione per fare il punto della situazione rispetto alle strutture ospedaliere ormai pronte a eventuali nuove emergenze Covid. Se da una parte la pandemia ha messo a dura prova il sistema sanitario, dall'altro le strutture si sono dovute riorganizzare in breve tempo per affrontare un'emergenza senza precedenti. È chiaro che da questa emergenza, da questa tragedia, pandemia, insomma, nei momenti più difficili che abbiamo attraversato abbiamo imparato molto e siamo pronti ad affrontare sicuramente cosa, perché non lo sappiamo, succederà in autunno, e quindi potenziamento della parte ospedaliera, terapie intensive, semi-intensive, potenziamento del territorio, quindi sia quello legato alla medicina di gruppo, alle medicine di medici di famiglia, le USCA, gli infermieri di famiglia. Reparti interi che in breve tempo si sono trasformati in veri e propri Covid Center. Così è stato per Villa Salus, che in 36 ore ha dovuto cambiare tutto. È stata un'esperienza, vi dico, pesante, però anche molto importante, che ci vede anche più preparati nel caso in cui il fenomeno cominci a riprendere, e speriamo che non aumenti. Nessun operatore a Villa Salus è rimasto contagiato, ma soprattutto, nonostante oggi la struttura abbia ripreso l'attività, è pronta ad affrontare una nuova emergenza. Fondamentale investire sulla tecnologia, e questa mattina alla presenza dell'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarini è stata presentata una nuova TAC a 128 strati. Villa Salus ancora una volta manifesta questa sua attenzione a quelle che sono le massime tecnologie possibili in ambito sanitario e radiologico in particolare, e con questa attrezzatura si viene a affiancare alle attrezzature del pubblico del nostro ospedale All'Angelo. Nonostante gli ospedali abbiano ripreso la normale attività, l'attenzione rimane alta. Pian pianino stiamo riprendendo la nostra attività diciamo così normale, a differenza appunto di febbraio, marzo, aprile, maggio, affianchiamo l'attività normale ad un'attività di comunque presenza del virus all'interno della nostra comunità. Ed oggi è stato presentato anche un innovativo programma per i malati Covid. Il progetto dell'app Medico Amico l'abbiamo sviluppato dalla nostra esperienza di telemedicina e riabilitazione, e permetterebbe alla Regione Veneto, se dovesse essere approvato, di essere la prima regione in Italia a poter monitorare attivamente i cittadini in continuità con le strutture del Servizio Sanitario Regionale. Dopo il primo test del 10 luglio, domani è prevista una nuova prova completa di sollevamento del Mose. Le operazioni coinvolgeranno le 4 schiere di dighe mobili alle 3 bocche di porto, dalle 6:30 alle 14:30, periodo nel quale le capitanerie di Porto di Venezia e Chioggia hanno interdetto la navigazione. In preparazione alla nuova chiusura totale, il Consorzio Venezia Nuova ha svolto manutenzioni e pulizie alle 4 paratoie posizionate a 3 porti, i cui alloggiamenti vengono regolarmente invasi dalla sabbia, rendendo difficile il rientro negli alloggiamenti stessi. Una app invece a tutela del territorio veneto dalle esondazioni e dalle alluvioni, con il cittadino che diventa una sentinella attiva. Solo la punta di un progetto con l'Europa che guarda il Veneto come modello di riferimento, ha detto alla presentazione l'assessore regionale all'ambiente. Le alluvioni sono dei fenomeni naturali con i quali devi convivere. Così il segretario generale dell'autorità di bacino, facendosi portavoce della direttiva europea in materia. Quindi ecco arrivare una delle soluzioni al problema, con il cittadino che diventa parte attiva a tutela del suo territorio, grazie alla nuova applicazione dove con foto e video potrà segnalare criticità, dati e allagamenti. Tutti i cittadini sono coinvolti anche con partecipazione attiva, quindi questo è uno strumento che viene dato ai cittadini adeguatamente formati, che consente ai cittadini di essere osservatori sul proprio territorio, informare chi deve prendere le decisioni in tempo reale, per far sì che poi dopo le decisioni vengano prese e vengano fatte le adeguate comunicazioni per tempo alla popolazione per mettersi in salvo e per adottare quelle che sono le misure
necessarie per garantire il rischio minimo possibile. L'applicazione, operativa dal prossimo ottobre, rientra nel piano di gestione del rischio alluvioni contemplato dalla Regione Veneto con l'autorità di bacino delle Alpi Orientali e che vede coinvolti ben 100 comuni veneti con altrettante scuole primarie, 100 secondarie di primo grado, 50 di secondo grado e i 3 atenei universitari di Venezia, Padova e Vicenza, con oltre un totale di 1,5 milioni di abitanti. E dopo le alluvioni degli ultimi giorni proseguono i lavori della regione. In modo particolare nel Bassanese, di fronte a un nubifragio particolarmente rilevante che, me l'ha detto una persona centenaria che non aveva mai visto una cosa del genere, è evidente che anche lì a protezione delle abitazioni vengono poste barriere paramassi, briglie, insomma drenaggi, tutto quello che serve per evitare il rischio. Tutta la zona che va dall'Isonzo all'Adige, dove noi lavoriamo, è una zona che ha, diciamo, di corsi d'acqua estremamente impulsivi, quindi tu devi prevenire, tu devi prepararti. Postamat da tempo fuori uso, uffici postali che dopo il lockdown hanno riaperto a orario ridotto. Cambiamo decisamente argomento, ce l'ha segnalato un nostro telespettatore veneziano per la filiale che si trova vicino ai Tolentini. Deve fare un prelievo al Postamat? Sì, è da un pezzo che dobbiamo fare il prelievo al Postamat, proprio qui, dall'ultima acqua grande che c'è stata, lo sportello è completamente chiuso e abbiamo fatto anche una segnalazione via internet, ci hanno risposto dopo 3 mesi che si scusano del ritardo della risposta, ma di riabilitare il Postamat non c'è traccia. Il cartello di indicazione dell'ufficio postale di Fondamenta del Gaffaro vicino ai Tolentini, che da qualche giorno giace a terra nella vicina fondamenta del Magazzin, è per certi versi simbolico di un servizio che oltre al guasto del Postamat, che oramai risale a novembre, vive dal post-Covid di un orario di apertura ridotto, come ci segnala questo utente. Questa filiale qui purtroppo è aperta 3 giorni alla settimana e lo stesso vale per l'Ista di Spagna, che però è aperta tutti i giorni ma solo al mattino, quindi via Garibaldi era chiusa e dopo un flash mob, manifestazione eccetera, finalmente è stata riaperta, ma non è un servizio da dare ai cittadini. Dal post-lockdown questi uffici sono aperti solo lunedì, mercoledì e venerdì mattina. Poco distante, in fondamenta del Magazzin, il cartello di indicazione della filiale è caduto davanti all'ingresso della fioreria di Roberto Banditelli. Sarà stato 3-4 mesi che era pericolante, ma io consegna più di qualche volta o quei del turno o quei del passaggio e non mi tocca a me, e uno che ha scritto dopo non ho visto niente. Però il problema era che questo è pesante, se succede fatalità, se capita di notte, se niente, se durante la giornata normale, quello poteva occupare qualche duni. Per alcuni gli orari ridotti con cui hanno riaperto alcune filiali delle poste possono rappresentare un problema. Da qua tocca andare fino a Rialto, alle poste centrali. Sì, ma anche lì ci sono stati dei problemi, perché io ho accompagnato un conoscente ad esempio alle poste dell'Ascensione, che ovviamente è aperto solo al mattino e ancora una volta 3 giorni a settimana solamente, dove si chiede tra l'altro di chiedere appuntamento. È un peccato che si chiama lì, si chiama Rialto, si chiama qui, solitamente non rispondono al telefono. Parliamo di Festival del Cinema, lo aveva promesso il direttore della mostra Alberto Barbera e infatti rispetto alla presentazione del programma sono arrivati altri 2 colpi, 2 film fuori concorso che arricchiscono ancora di più il calendario delle proiezioni della Kermesse cinematografica. In una di queste anche un premio Oscar. Barbera torna a parlare dell'ottimo momento del cinema italiano. Lo aveva promesso alla presentazione del programma Alberto Barbera. Alla 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia arrivano 2 colpi a sorpresa, 2 nuovi film molto attesi a livello mondiale. Saranno proiettati a Venezia fuori concorso il nuovo film di Pedro Almodóvar, Leone d'Oro alla carriera lo scorso anno al Lido, girato e montato a tempo di record subito dopo la fine del confinamento, The Human Voice, interpretato da Tilda Swinton, e poi un film hollywoodiano che rafforza la rappresentanza americana alla mostra One Night in Miami del premio Oscar Regina King,
Barbera è tornato però a parlare anche dell'ottimo momento del cinema italiano. C'è l'attesissimo film di Gianfranco Rosi, girato dopo 3 anni di sopralluoghi e di riprese anche pericolose in tutto il territorio siriano, sui confini con il Kurdistan, il Libano, l'Iran, in condizioni davvero estreme. Poi c'è il nuovo film di Susanna Nicchiarelli, Miss Marx. Molti i temi. Il terzo film di Claudio Noce si chiama Padre Nostro, interpretato e coprodotto da Pierfrancesco Favino, racconta una storia personale vissuta dalla famiglia del regista, abitata negli anni 70 del terrorismo rosso. E il quarto film è il nuovo film di Emma Dante. E Barbera confida un suo personale rammarico, non aver potuto inserire un quinto film italiano nel concorso principale. 5 su 18 sarebbero stati probabilmente troppi per ragioni di equilibrio, però il film di Salvatore Mereo, che si chiama Sindira, merita tutta l'attenzione dovuta, perché Mereo è un autore indipendente, ostinato e bravissimo. Ed è partito il conto alla rovescia invece per il campionato italiano di ciclismo, che dal 21 al 23 agosto sarà ospitato proprio dal Veneto. Oggi la presentazione in regione a Venezia. È un grande evento, uno dei grandi eventi di quest'anno che verranno ricordati nei libri di storia. Il campionato italiano di ciclismo compie 120 edizioni e quest'anno spegnerà le candeline in Veneto. Un grande evento sportivo a cui dal 21 al 23 agosto faranno da cornice tra le province di Vicenza e Padova le città murate di Bassano del Grappa, Marostica e Cittadella, con un passaggio anche nel Trevigiano, a Castelfranco ed Asolo. Il percorso come sarà? Il percorso è un percorso spettacolare che è adatto a tutti quanti i corridori. Un po' l'idea che abbiamo avuto è quella di dare la possibilità a velocisti, scalatori, corridori completi di potersi giocare questa maglia tricolore. Quindi una salita nella carta facile e non troppo lunga, messa da ripetere più volte in una tempistica così breve, a mettere dentro la difficoltà del muro dell'attesa. In un finale fare una corsa di 250 km sicuramente renderà la corsa per corridori veri. Con attorno diverse iniziative correlate, il campionato italiano di ciclismo in Veneto si dividerà in 2 giornate. Il 21 agosto la gara a cronometro, il 23 la gara in linea. Non mancheranno i nomi famosi. Partendo da Elia Viviani, che appunto Veneto è stato campione italiano qualche anno fa, attualmente è il campione europeo in carica. Poi passiamo a Davide Formulo, anche lui appunto il campione italiano in carica, oltretutto anche lui veronese come Elia Viviani, e non dimentichiamo appunto Vincenzo Nibali, corridori come Bettiol che hanno vinto il Giro di Fiandre, che poi comunque trovano nel percorso del campionato italiano forse il loro palcoscenico ideale. Il ciclismo in Veneto è di casa, genera un indotto superiore ai 2 miliardi di euro per la presenza delle principali aziende del settore e grazie al cicloturismo, offrendo una rete di percorsi ed itinerari ciclabili di oltre 1600 chilometri. Il 17% dei ciclisti italiani sono veneti, questo significa che c'è una partecipazione al ciclismo, al mondo del ciclismo e non solo alla parte atletica e agonistica, che è molto superiore a quello che è il valore medio della nostra regione. Il campione europeo in carica Elia Viviani di Verona e il campione italiano in carica Davide Formulo è anche lui di Verona, per cui come dire c'è tanto Veneto in tutte le rappresentative nazionali che portano la maglia azzurra per il mondo. E chiudiamo con un'altra notizia di sport, anche questa arrivata da pochi minuti. Mattia Collauto sarà il nuovo direttore sportivo del Venezia Calcio, mentre Paolo Poggi ricoprirà il ruolo di responsabile dell'area tecnica. Lo ha reso noto il club arancio-nero-verde, sottolineando che prosegue quindi il loro percorso in seno alla società che li ha visti grandi protagonisti prima in campo e successivamente fuori dal rettangolo verde, ricoprendo ruoli dirigenziali. Collauto e Poggi saranno presentati alla stampa proprio domani presso la sede della società. Era l'ultima notizia per questa sera, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo per domani, vi ricordo che dopo questa edizione ci sarà naturalmente quella di Treviso. Una buona serata a tutti, arrivederci. Benvenuti al Meteo.
In Veneto il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. In montagna sono previste precipitazioni anche se di modesta intensità. Temperature minime tra i 17 e i 24 gradi, massime tra i 28 e i 33 gradi. In Friuli Venezia Giulia tempo stabile assolato un po' ovunque, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Temperature minime tra i 20 e i 23 gradi, massime tra i 32 e i 33 gradi. In Trentino Alto Adige cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Su Prealpi e Alpi nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Temperature minime sui 19 gradi, massime tra i 31 e i 33 gradi. Arrivederci al prossimo aggiornamento.